Per noi arrivare a Genova è veramente un viaggio, al di là del fatto che non siamo molto abituati a andare a Genova, qualcuno sì, qualcuno no, perciò tra arrivarci con tutte le autostrade, con tutte le problematiche che questi anni hanno, il parcheggio, il centro, è chiaro che è veramente un viaggio. Poi comunque da Varese, fra che hai parcheggiato che arrivi, minimo minimo sono 2 ore, insomma, mentre Chiavari sono 40 minuti. Questa la dice lunga, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del disagio. Se dovessero chiederle di unirsi alla nuova circoscrizione del Tribunale del Levante, appunto, che cosa risponderebbe? Ma risponderei immediatamente di sì, perché, ripeto, noi eravamo già nel Levante e vorremmo comunque rimanerci nel Levante, assolutamente. Insomma, per noi, anche perché già con l'ASL, siamo già nell'ASL 4 del Tigullio, è chiaro che anche il Tribunale sarebbe la nostra sede, diciamo, sicuramente più agevole, insomma, poi soprattutto rispetto a Genova che è veramente lontana, lontana anche per voi che siete a Chiavari, figuriamoci noi che da Chiavari arrivare a Chiavari ci mettiamo quasi un'ora, insomma. Quando ha sentito della notizia della possibile riapertura, che cosa ha pensato? E anche i sindaci che avete dei comuni che sono intorno, vi siete parlati per caso già? Ma ci siamo parlati e io mi auguro che questa cosa riesca, però soprattutto anche averci provato con una grande determinazione come fate voi, non meritate che comunque un grande applauso da tutti noi.